La zipline è nata soprattutto per l'amore che ho per questo paese. La zipline non si deve neanche raccontare perché abbiamo la vallata più bella del mondo. Quindi noi possiamo portare veramente tutte le persone qua a vedere questa vallata in tutti i suoi aspetti. Abbiamo il lago, abbiamo la diga. In un futuro prossimo ci saranno di nuovo le barchette, ci sarà una passeggiata intorno al lago. Quindi è tutto quanto collegato. La zipline nasce perché? La zipline non inquina, la zipline è a sé, non ha corrente, non ha gas, non ha nulla. È meglio di così cosa si può volere, ma soprattutto fa conoscere il paesaggio di Sauris, che come ho detto un momentino fa è bellissimo. Cosa devo dirvi della zipline? La zipline è nata anche grazie a un contributo grande che abbiamo avuto dalla comunità europea, a modo Port Fairs. Guai se mancano questi soldi qua, perché sono un incentivo anche per la persona propria di essere ancora più sbronato per arrivare al dunque. In 2 anni e mezzo siamo riusciti a far tutti. C'è stato un grande credo, c'è stato un credo della comunità, c'è stato un credo del sottoscritto, ma soprattutto un credo di mia moglie. E quindi siamo arrivati dove siamo arrivati. In 2 mesi e mezzo sono passati 7.000 persone solo che hanno fatto il tragitto, il volo. Poi c'è tutto l'indotto che è arrivato, non lo so, non sappiamo quanti siano, però sicuramente tanti. La nostra idea è di far conoscere ancora di più la zipline in Italia, in Europa e nel mondo. Abbiamo già avuto belle soddisfazioni l'anno scorso, che è arrivata gente da tutta Europa e anche qualcuno dall'altra parte dell'oceano. E come dico sempre a tutti quanti, i viaggiatori, perché per fare le cose, per capire le cose, devi viaggiare, devi vedere. E allora ti rendi conto veramente di come stanno le cose. Io sono stato in posti che avrebbero dovuto essere bellissimi, arrivavi là e non c'era niente. Qui abbiamo l'effetto contrario. Qui nessuno ci conosce, ma non dobbiamo raccontare nessuna favola, perché la favola si chiama Sauris Zare.